Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Montisano Vera. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Canta Elisa. Invece Daniela assente giustificata. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistutta Diego. Tamassia Evaristo assente giustificato. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori per questa seduta i consiglieri Boatto, Baso e Bravin. Iniziamo con il punto al numero 1 dell'ordine del giorno, approvazione verbali seduta precedente. Visti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale, comprendenti le deliberazioni da 1 a 9 del 19 marzo 2026, dato atto che il deposito dei verbali di cui tratta sia avvenuto nei termini e che copia degli stessi è stata inviata ai capogruppo consigliari nei termini previsti dall'articolo 54 del regolamento, ritenuti gli atti meritevoli di approvazione in quanto riportanti fedelmente lo svolgimento dei lavori, e visto il parere di regolarità tecnica espresso, si chiede di approvare i verbali del Consiglio Comunale sopra indicati. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione della variante numero 28 al piano degli interventi in recepimento di un accordo di pianificazione ex articolo 6 legge Regione Veneto numero 11/2004 e successive modifiche. Relaziona il Sindaco. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti anche da parte mia. La ditta immobiliare Caorle SRL ha presentato domanda di permesso a costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione così come previsto dall'articolo 3,1 lettera D del DPR 380 del 2001, cioè demolizione e ricostruzione, con ampliamento ai sensi del piano degli interventi vigenti e dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 14 del 2019, cosiddetto Veneto 2050, per l'immobile situato in via Meduna 6/8, alla capacità edificatoria prevista dal PRG si aggiungono gli incentivi volumetrici dell'articolo 7 della legge regionale 14/2019. No, la 2. Vedo l'elenco. Ah sì. Io ho avvertito i numeri, hai ragione. Riprendiamo, Presidente. Ho invertito praticamente le due varianti. Allora, approvazione variante numero 28 al piano degli interventi e recepimento di un accordo di pianificazione. Con delibera di Consiglio Comunale numero 55 del 23 dicembre 2025, di cui si richiamano i contenuti, questa amministrazione ha accolto e approvato la proposta di accordo di pianificazione, formulata dalle ditte Vidali Rita e Sergi Sabrina, dell'immobile ad uso alberghiero denominato Hotel Luisa, le quali hanno ceduto proprio la proprietà dello stesso alla ditta Vigfin SNC. Cinganotto Hermes poi e Cinganotto Adolfo dell'Hotel Elena, i quali hanno poi ceduto la proprietà alla società immobiliare Caorle SRL. Con il medesimo provvedimento consigliare è stata adottata la variante al piano degli interventi numero 28 di recepimento del suddetto accordo. Dato atto che ai sensi della legge regionale del Veneto numero 12 del 27 maggio 2024 e nello specifico del regolamento regionale attuativo in materia di VAS, la presente variante non rientra nell'ambito di applicazione della VAS o della
valutazione ambientale, in quanto trattasi della trasformazione di una zona D5 per insediamenti alberghieri in una nuova zona B1 a destinazione residenziale all'interno di un tessuto consolidato non soggetto alla necessità di interventi di bonifiche ed avente una superficie molto inferiore ai 3 ettari. Dato atto altresì che le ditte richiedenti sono edotte che il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'atto d'obbligo depositato comporta la decadenza della variante urbanistica in oggetto e la non restituzione dell'acconto del 10% versato a titolo di quota parte del beneficio pubblico. Delibera pertanto questo Consiglio Comunale di dare atto che durante e successivamente al periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla variante in oggetto, di approvare ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale Veneto numero 11/2004 la variante numero 28 al piano degli interventi di recepimento degli accordi di pianificazione approvati, di prendere atto dei pareri espressi dal Genio Civile di Venezia e dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale citati nelle premesse ed allegati alla presente deliberazione, di dare atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo di pianificazione dei tempi previsti o il mancato pagamento anche parziale del contributo pubblico comportano la decadenza della variante urbanistica in oggetto. In tale ipotesi il Comune non sarà tenuto a restituire l'acconto pari al 10% del contributo pubblico precedentemente versato, così come era stato citato nelle premesse. Ci sono richieste di chiarimento, di interventi su questo punto? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, buongiorno a tutti, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno e anticipo che sia per il punto 3 che per il punto 4, che sono all'ordine del giorno, io vi leggo una parte dell'articolo 78,2 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 numero 267, il quale prevede che gli amministratori di quell'articolo 77,2 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. Quindi, avendo visto comunque la documentazione in precedenza anche nelle commissioni, chiunque valuti di essere in queste condizioni tenga conto di quello che è appena stato letto. Detto questo, il punto 3 è relativo all'adozione variante generale al piano degli interventi numero 29. È giusto? Sì. 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 Prego, parola al Sindaco. Grazie. La ditta immobiliare Caula SRL ha presentato domanda di permesso di costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione come previsto. Santa Maria. Questa è la variante generale. No, perché scusatemi, ma guarda, il piano degli interventi. Questa è la variante delle zone agricole. No, la variante zone agricole è già numero 4. Cioè, ho tutto un numero diverso. Variante generale al piano degli interventi numero 29, sì, questo qua sarebbe al punto 3, correttamente indicato al punto 3. Il piano degli interventi, perdonatemi. No, argomento numero 5, te l'avevi messo per sbaglio dentro questo. Forse dentro il 5. Adesso ci arriviamo. Questa è proprio la variante generale. 4, 5. Scusate. La 2 doveva essere il suo punto, quella che avevi sbagliato prima. No, fermo tutto. Interrompiamo 5 minuti il Consiglio in modo da recuperare la documentazione corretta. Grazie.
Benissimo, possiamo riprendere. Parola al Sindaco, grazie. Allora, c'è con me naturalmente l'ingegner Peretto che mi assiste, assieme poi ci sono i tecnici per le due delibere, la numero 3 e la numero 4, che riguarda la variante generale e il piano di assetto del territorio, il piano regolatore generale del Comune di Caorle, e poi la variante per le zone agricole. Con delibera, e mi scuso per l'inconveniente, con delibera di Consiglio Comunale numero 75 del 28/12/2023, in conformità alle previsioni dell'articolo 18, comma 1 della legge 11 del 2004, il Sindaco ha illustrato il documento programmatico del piano degli interventi contenenti i criteri obiettivi che questa amministrazione intende seguire per la definizione delle proprie scelte urbanistiche a livello operativo, in coerenza e in attuazione delle scelte strategiche definite dal PAT. Con questa variante sono previste modifiche alla zonizzazione vigente relativa alle aree di urbanizzazione consolidata e all'edificazione diffusa e sono fissati i seguenti obiettivi da attuare anche mediante l'approvazione di più provvedimenti separati. Saranno pertanto rivalutate le previsioni decadute nell'ottica generale di ridimensionamento delle aree oggetto di piani attuativi, riportando gli interventi a scala ridotta per favorirne l'attuazione. Riclassificate le zone territoriali omogenee in relazione alla nuova densità territoriale esistente e le esigenze di pianificazione saranno valutate alla luce delle nuove condizioni economiche di sviluppo del territorio attraverso il prioritario recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Disciplinare le aree di riqualificazione a preminente riconversione e ricomposizione e incentivare attraverso norme e strumenti urbanistici lo sviluppo delle attività alberghiere anche attraverso strumenti perequativi che ne favoriscano la riqualificazione, intesa nei termini di adeguamento dei servizi e degli standard qualitativi. Oppure, qualora le strutture risultino dimensionalmente e strutturalmente incongrue, valutando la possibilità di consentirne lo svincolo dalla destinazione alberghiera, purché non rientranti nelle invarianti già identificate. Disciplinare le aree produttive del capoluogo delle frazioni interessate da processi di riconversione. Saranno inoltre incentivate le attività legate al mondo della pesca e della tradizione, sviluppando nel legame con il territorio i valori storici della tradizione. Individuare i manufatti incongrui da demolire al fine della formazione dei crediti edilizi da rigenerazione, quindi in virtù della possibilità data dalle norme vigenti, procedere alla riqualificazione delle aree di urbanizzazione consolidata e nel contempo ripristinare i caratteri tipici delle zone naturali rimuovendo manufatti incongrui o disordinati. Modificare puntualmente i gradi di protezione di alcuni edifici classificati storico-testimoniali, recependo la variante per le zone agricole in adozione. Recepire le disposizioni del piano di gestione delle alluvioni PGRA e del piano regionale territoriale di coordinamento PTRC. Verificare la compatibilità urbanistica normativa della variante generale rispetto alle previsioni del piano di assetto del territorio, in quanto costituisce strumento di attuazione e di tutela in coerenza con gli scenari strategici fissati dal PAT. Dato atto che la variante altresì comporta una riduzione di consumo di suolo di circa 8,76 ettari. In particolare si stralciano aree per circa 18 ettari e si localizzano aree per circa 9,19 ettari, mentre restano confermate aree di trasformazione esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata per circa 14,61 ettari, di cui 3,17 compresi entro gli ambiti di varianti, il tutto nel rispetto delle quantità approvate dalla Direzione della Pianificazione Territoriale regionale. Dato atto che si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale, nonché al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale della relazione di valutazione di compatibilità idraulica prevista dalle norme regionali. Dato atto, sempre che ai sensi delle norme regionali, la presente variante è soggetta a verifica di assoggettabilità della VAS, precisato sin d'ora che in sede di approvazione della variante urbanistica descritta verranno recepite le eventuali prescrizioni che gli enti suscitati dovessero esprimere. Si chiede pertanto a questo Consiglio di adottare ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11/2004 e seguenti, la variante generale del piano degli interventi numero 29, presentata dallo studio incaricato a firma del dottor Francesco Finotto e acquisita in data 17 aprile del 2026, depositati gli atti dell'ufficio urbanistica. Di dare atto che il presente piano
deve essere sottoposto alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS e che il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e la valutazione di incidenza ambientale saranno regolarmente trasmessi nei termini previsti dalla normativa vigente agli uffici regionali competenti per il recepimento del parere motivato nella Commissione VAS. Di dare atto che le vigenti disposizioni dell'articolo 3 e 4 dell'NTA continueranno ad applicarsi fino all'approvazione della presente variante, ovvero l'approvazione delle modifiche di allineamento al regolamento edilizio nella parte relativa alle ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale. In sostanza, questo è un lavoro che è così in qualche maniera banalizzato da questa relazione, ma che è stato un lavoro importante di confronto che ha previsto la pulizia rispetto allo strumento urbanistico generale di alcune aree che non si sono completate evidentemente in questi anni. Penso alla lottizzazione importante della proprietà via, no? tutto quel fronte che riguardava la parte al di là della provinciale che attraversa, ecco questa esattamente, Porto Santa Margherita. Ad esempio questa viene naturalmente completamente stralciata. Poi c'è quella relativa alla lottizzazione di Impallomeni, se non sbaglio. Carlotta, siamo esattamente, tutta quella parte, anche questa decade sostanzialmente perché c'erano dei termini, no, in cui dei termini di previsione dal punto di vista urbanistico che non sono stati rispettati. Ecco, oltre a questo tutta una serie di definizioni e di sistemazioni, adesso non so se la Commissione, mi pare che la Commissione abbia abbondantemente in maniera adeguata previsto di ricomposizione di alcune aree e naturalmente anche la classificazione di quelle aree che di fatto sono state completate sotto il profilo urbanistico e che hanno evidentemente una categoria diversa. Ecco, poi con me c'è l'ingegner Peretto e ci sono le immagini che lo studio insomma, può proiettare rispetto alle domande che eventualmente i consiglieri volessero avanzare. Prego se su questo punto ci sono interventi, richieste di chiarimento. Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo al punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Sì, allora, dichiarazione di voto, approfitto per anche dare una motivazione di questa dichiarazione di voto. Sarà un voto di astensione, ma noi accogliamo con favore quello che vediamo essere un risultato molto atteso, cioè quello di fare una variante generale del piano degli interventi. Insomma, i cittadini e gli operatori aspettavano da tempo questo genere di variante. Il voto, quindi c'è un giudizio favorevole, io ho potuto assistere anche in commissione all'ottima relazione da parte dell'architetto Finotto, tuttavia è un documento articolato, è un documento importante e quindi noi voteremo voto di astensione solo perché vorremmo prenderci un po' di tempo per riuscire a visionare meglio e a studiare meglio tutto l'articolato del documento, però insomma in linea di principio è un voto di astensione per prendere tempo, ecco. Grazie. Se non c'è altro passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto 4. Adozione variante al piano degli interventi numero 30 per le zone agricole. Relazione al sindaco. Grazie. Ecco, anche in questo caso sono sempre assistito dal nostro responsabile dell'ufficio urbanistica e in collegamento anche lo studio che ha elaborato la variante per gli interventi per le zone agricole. E il Comune di Caorle è dotato del piano di assetto del territorio approvato dalla conferenza dei servizi decisoria dell'11 novembre del 2013. Per effetto dell'approvazione del PAT, il piano regolatore generale ha assunto il valore del piano degli interventi. Il documento del sindaco illustrato in Consiglio Comunale 28/12/2023, come dicevo nella precedente delibera, a cui fa riferimento la variante al P numero 30, riconferma l'importanza attribuita al peculiare intreccio di ambiente, paesaggio ed economia
come una sorta di brand della città che ambisce quindi ad un miglioramento della qualità urbana in ottica sia dei turisti che dei residenti sia del centro storico che delle frazioni. Rispetto al territorio rurale si sottolinea l'attenzione alla riqualificazione ambientale, il sostegno alla multifunzionalità delle aziende agricole ed allo sviluppo di un turismo rurale. Tra gli obiettivi rimarcati nel documento, le aree rurali sono interessate dal riferimento al sistema delle tutele vigenti degli edifici rurali di valore storico, testimoniale ed ambientale, dalla gamma delle decisioni d'uso e delle funzioni da mettere in campo in una logica di rivitalizzazione del patrimonio agricolo esistente. A fronte del quadro della strumentazione urbanistica comunale vigente sopra descritto e i contenuti del documento del Sindaco, è stato affidato l'incarico per la redazione di apposita variante al piano degli interventi per la disciplina del territorio agricolo e degli edifici presenti di interesse storico testimoniale, previo avviso pubblico del 30/11/2020 e del 23 marzo 2022, finalizzati a raccogliere eventuali istanze e proposte di interventi sul patrimonio edilizio rurale. Quanto sopra detto, la variante prevede riordino della pianificazione e normativa comunale vigente per le zone agricole, mettendo in campo le seguenti azioni. 1. Dettare una disciplina mirata a salvaguardare il territorio della bonifica, quale elemento riconosciuto e riconoscibile della costruzione storica del paesaggio agrario, attraverso strumenti di indirizzo e prescrizioni per ricreare i contesti agricoli e le loro pertinenze. 2. Riordinare la zonizzazione del territorio rurale, con particolare riferimento all'entrata in vigore della legge 11/2004, che disciplina l'edificabilità di residenza e strutture produttive non più in base a indici di edificabilità, bensì assoggettabili a piano di sviluppo aziendale, recependo altresì i contenuti del PAT, quali alcune delle invarianti di natura paesaggistica e di natura ambientale, dando origine a nuove tavole di zonizzazione. Riordinare la classificazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico, culturale ed ambientale nelle 5 categorie di valore definite dal PAT, sulla base delle caratteristiche tipologiche e dei valori culturali attribuiti. Dettare una disciplina di intervento per gli edifici rurali ed individuare un ventaglio di funzioni, destinazioni d'uso per la valorizzazione economica del patrimonio edilizio storico diffuso, definendo altresì la procedura per eventuali cambi di destinazione d'uso che fossero richiesti dagli aventi titolo. 5. Dettare una nuova disciplina per quelle attività produttive individuate che la vigente variante per le zone agricole, con la vigente variante per le zone agricole. Visto poi il progetto della variante e il piano degli interventi, come è stato detto, è pervenuto il 22 aprile 2026 da parte dello studio Mate Engineering, richiamata altresì la prima variante al PAT, dato atto che la variante in oggetto non comporta consumo del suolo, dato atto che si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale, nonché al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, dell'asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica prevista dalla delibera di giunta regionale del Veneto, la 2948 del 6/10/2009, dato atto che ai sensi della legge regionale numero 12 del 27 maggio 2024 dell'articolo 4 del regolamento regionale attuativo in materia di VAS numero 3 del 9 gennaio 2025, la presente variante è soggetta a verifica di assoggettabilità, precisato sin d'ora che in sede di approvazione della variante urbanistica descritta verranno recepite le eventuali prescrizioni che gli enti succitati dovessero esprimere. Si propone pertanto al Consiglio di adottare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11 2004, la variante numero 30 al piano degli interventi per le zone agricole presentata dallo studio incaricato a firma e firmata dal dottor Raffaele Gerometta, acquisita in data 22 aprile 2026, di dare atto che il presente piano viene sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del DLGS numero 152 del 2006 e che il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e il format supporto proponente in materia di vinca saranno regolarmente trasmessi nei termini previsti dalla normativa vigente agli uffici regionali competenti per il recepimento del parere motivato della Commissione VAS. Di dare atto che dalla data di adozione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della legge regionale Veneto numero 11 del 23 aprile del 2004, di dare mandato poi al dirigente del settore politiche territoriali e sviluppo economico affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto. Anche questo piano, questa variante,
ha fatto un lavoro importante come la precedente, naturalmente prima di censimento, di capire che cosa era stato sviluppato e quali erano i vincoli da poter superare su tutto il territorio. In maniera particolare questa variante dà delle indicazioni normative generali sulle zone agricole, facendo una differenza di classificazione, attenuando, se così vogliamo in qualche maniera dire, alcuni vincoli e dando delle opportunità in più. Cioè, c'era la preoccupazione che un territorio che nel tempo alcuni vincoli sui fabbricati agricoli portassero all'abbandono degli stessi, come effettivamente si è verificato. Per cui alcuni fabbricati in zona agricola non più funzionali alla condizione dei fondi avranno delle opportunità in più, se vogliamo così, da una parte in termini di destinazione, dall'altra in termini di declassamento del vincolo. Ad esempio potranno essere realizzate strutture ricettive complementari, così come definita dall'articolo 27 della legge regionale 11, che vuol dire alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative e bed and breakfast, naturalmente non di grandissime dimensioni. Potranno essere realizzati anche servizi socioculturali alle persone di interesse generale. Oltre a questo, naturalmente, l'altra parte importante è quella legata invece alla classificazione del vincolo che avevano, no? Come dicevo, è stato attenuato, ci sono dei fabbricati che sono usciti completamente perché erroneamente censiti con alcuni vincoli, dando la possibilità naturalmente anche dell'uso di uno scoperto in maniera diversa e in alcuni casi consentendo solo il mantenimento della sagoma e non di tutti quei vincoli che in passato erano previsti. Sono state istituite due subcategorie, la 3 bis e la 4 bis, proprio perché abbiamo cercato di declassificare e di consentire naturalmente, se ce ne sarà l'opportunità, la possibilità di alcuni investimenti che evidentemente con la classificazione precedente non sarebbero stati possibili. È altrettanto vero che nel momento in cui si dovessero superare alcune volumetrie ci sono dei limiti, è previsto sempre l'articolo 6 che è quello dell'accordo di pianificazione ai sensi della legge regionale. Ecco, naturalmente anche qua c'è lo studio a disposizione per tutto quello che vorrete chiedere assieme al nostro dirigente. Se ci sono richieste di chiarimento o interventi su questo punto, prego architetto Miollo. Grazie, buonasera, grazie Sindaco, grazie a tutti i dirigenti, grazie anche allo studio Mate che vedo collegati per l'ottimo lavoro che abbiamo potuto vedere in commissione durante l'esposizione, che tuttavia per ragioni ovvie di tempo è stato un lavoro che ci ha permesso di comprendere e di ben valutare e di apprezzare quantomeno l'approccio metodologico che è stato dato a questo nuovo strumento urbanistico. Anche qui vale un po' quello che dicevo prima per la variante generale del piano degli interventi, anticipo un po' quella che sarà la nostra posizione sul voto, che sarà un voto di astensione, ma per le stesse identiche ragioni, solo perché francamente non abbiamo proprio avuto il tempo materiale per riuscire a entrare proprio nel dettaglio del documento, a prenderne visione e a capirlo e a studiarlo fino in fondo, però ci tengo insomma a sottolineare che l'ottimo lavoro fatto da Mate viene comunque apprezzato a prescindere e che anche viene apprezzato a prescindere dallo sforzo dell'amministrazione su questo approccio metodologico, soprattutto per la parte che mi è più chiara, cioè quella di riclassificare un attimino questi oggetti edilizi che viceversa erano un po' destinati all'oblio. Quindi noi abbiamo questo patrimonio di architettura rurale che vuoi perché non si poteva fare le piscine, vuoi perché non si poteva fare, cioè, insomma era congelato e questa cosa diventava un deterrente importante per investitori. Oltre a ciò, ma dico un po' per negligenza nostra perché non abbiamo avuto il tempo di approfondire, volevamo capire però alcuni aspetti sui quali non abbiamo le idee chiare. Ieri sera c'è stata per esempio la presentazione di un progetto di agrivoltaico piuttosto importante per il territorio di Caorle, perché si parla insomma di metrature notevoli. Non mi pare di aver colto che la variante facesse proprio questo tipo di intervento, immagino perché evidentemente era stata adottata o sta per essere adottata, non ho capito bene quale sia l'iter, il procedimento unico che bypassa un po'
la questione comunale, nel senso che con procedimento unico si va direttamente, insomma, alla fonte. Però, insomma, è un elemento che, secondo noi, essendo prossimi all'adozione e quindi all'approvazione di uno strumento direttore come la variante al settore agricolo, in qualche modo forse dovrebbe impegnare l'amministrazione a prendere una posizione, a dire qualcosa in merito. Però, ripeto, lo chiedo più come un chiarimento, perché non ho elementi sufficienti per riuscire ad esprimere una considerazione, un giudizio, se non quello che ho letto stamattina sui giornali, per cui si apprende che, insomma, 93.000 metri quadri alle porte di un'area che tutti noi da sempre in questo Consiglio Comunale abbiamo considerato molto sensibile, molto, lascia un po' elementi di perplessità, ecco. Quindi domando un po' chiarimenti, se è possibile, su questo, su perché non si è ritenuto soprattutto di dover far proprie queste indicazioni attraverso uno strumento, diciamo, di variante generale al settore. Risponde il Sindaco, prego. Sì, provo a rispondere, perché è evidente che le osservazioni riguardavano piuttosto che la variante delle zone agricole e la variante del piano regolatore generale. Allora, rispetto agli impegni, io l'ho detto, no, nella fase di presentazione ieri sera, stiamo parlando del parco agrivoltaico che dovrebbe essere realizzato nella zona di Settima Presa, il partner è Edison, e ho detto anche ieri sera c'è un precedente che è quello di Enel. Enel voleva realizzare un parco puramente fotovoltaico, per cui con pannelli a terra. Qua stiamo parlando di un intervento completamente diverso. Ecco, la potestà, diciamo così, di rilasciare i permessi in questo caso è in maniera molto chiara richiamata dalla norma ed è dello Stato e delle Regioni. Che possibilità hanno le amministrazioni comunali? Qualcuno dice in qualche caso anche quella di introdurre dei vincoli nello strumento urbanistico, però è una possibilità, tenuto conto che, come dicevo, queste due varianti che noi abbiamo approvato, quella prima e quella che ci accingiamo ad approvare, sono varianti che, come si è visto, partono da molto lontano. L'ultima, addirittura la variante del piano regolatore generale, ha subito un ritardo perché poi ci sono una serie di norme che confluiscono, penso a quella del PGRA. Lo studio ha dovuto lavorare e ritardare l'approvazione dello stesso per elaborare tutte le tavole, perché naturalmente il vincolo imposto dal PGRA su alcune zone si era ridotto. Questo consentiva evidentemente di ricompattare, di riformulare le destinazioni di alcune zone in una destinazione più consona alla collocazione che avevano in quel momento rispetto a quella che eravamo obbligati ad attribuire. Faccio un esempio, no? Per cui, tornando al progetto dell'agrivoltaico, siamo nella fase iniziale della procedura, questo va detto. La presentazione al pubblico è il punto 4 della via per poi avere l'autorizzazione unica regionale. L'amministrazione comunale, ho detto, ha un precedente che è quello delle generali, al quale, per quanto fosse di nostra competenza, in maniera diciamo così ferma, abbiamo risposto negativamente. Era importante il parere dell'amministrazione comunale, era determinante, ecco, non più che importante lo è sempre, determinante nella maniera più assoluta, no. Però ho detto, ci sono delle modalità anche di approccio che sono completamente diverse, anche una filosofia completamente diversa. I pannelli fotovoltaici messi a terra precludono la coltivazione di quelle aree. L'agrivoltaico consente, come nel caso spiegato ieri sera, che l'85% della stessa superficie sia comunque ad area verde coltivata, per cui ci sarebbe, tra virgolette, una sottrazione a quella agricola del 15%. Le culture, no? Sono completamente diverse, non più intensive a mais e frumento che comportano, e così è stato spiegato anche ieri sera, un uso importante di pesticidi
e di sostanze chimiche che con le culture invece previste dall'agrivoltaico verrebbero in qualche maniera superate. Questo è il primo aspetto. Il secondo, quello delle opere di mitigazione, e il terzo, quello delle opere di compensazione, che ho detto nella filosofia che ha sempre ispirato questa amministrazione, che era quella di ridurre il consumo del suolo, senza poi citare tutti gli obiettivi che sono quelli sovranazionali, cioè della Comunità Europea e della stessa nazione Italia, che ci siamo prefissati per la decarbonizzazione, e cioè del 2030, no? Non può essere Caule quella che salva né il Veneto, al di là che il Veneto è tra le prime regioni, né che salva l'Italia e l'Europa, per cui non è che i parchi agrivoltaici o fotovoltaici li dobbiamo fare tutti qua a Caule. È un argomento molto discusso e dibattuto, su cui c'è un certo scetticismo, no? Una certa preoccupazione, ma dove deve essere forte l'equilibrio tra pubblico e privato. Ecco, io ho richiamato questo aspetto. Ora, se noi vogliamo lasciare il nostro Veneto, la nostra città, ma la nostra nazione, il nostro continente alle prossime generazioni con un futuro migliore, che è quello evidentemente delle rinnovabili, no? Perché in questo senso si va, è evidente che se questo sacrificio è diffuso in tutto il territorio nazionale, mi sembra anche improbabile che una centrale idroelettrica la si possa fare a Caule, no? Perché non ci sono le condizioni, non ci sono i corsi d'acqua, non ci sono i dislivelli. Questo per dire che cosa? Per dire che se ognuno fa la propria parte potremo raggiungere questi obiettivi. Qual è la competenza dell'amministrazione comunale? È quella di avere la giusta attenzione in questi casi. Che cosa vuol dire la giusta attenzione? Seguire in maniera attenta tutte le fasi della procedura, perché la procedura non ci coinvolge in questo momento se non nella fase della presentazione al pubblico, dopodiché ci sarà anche la fase della consultazione. Ieri ad esempio c'erano le associazioni ambientaliste che hanno fatto delle riflessioni positive, alcune un po' più critiche rispetto ai problemi della biofauna ad esempio, no? Perché siamo ridosso, seppure non in una zona diciamo così protetta, no? Che preclude questo tipo di utilizzo, ma a ridosso insomma di una zona, che siamo in una zona di importanza archeologica. Ecco, è evidente che tutto quello che è stato spiegato dovrebbe garantirci. Va trovato il giusto equilibrio perché vuol dire minori emissioni di CO2 nell'atmosfera, vuol dire garantire simbolicamente, perché poi l'energia viene immessa in rete, l'autosufficienza per una città di 32.000 abitanti, che potrebbe essere Caule sparsa, no? Una popolazione, quella di Caule, in tutto l'anno, nell'anno, facendo una media, potrebbe essere che effettivamente abbiamo punte di 60-70.000 persone nel periodo estivo e molti meno nel periodo. Ora, ricordo anche che Caule è il terzo territorio in termini di estensione della città metropolitana dopo Venezia e Chioggia, ed è molto probabile che qualcuno si fosse fatto avanti per il nostro territorio, ho detto c'è quel precedente, e per come si sono presentati dicendo dell'Enel l'amministrazione non conta nulla, ve lo diciamo tanto perché ci è stato detto che ve lo dobbiamo dire, però noi facciamo questa cosa. Generali naturalmente, che erano coloro che mettevano a disposizione il terreno, non si sono neppure fatti sentire. Ecco, io dico già questo non mi dà grande conforto rispetto ad un percorso che deve essere condiviso. Non ci ha dato un grande conforto, se non per parlare di una brevissima riunione in cui ci hanno dato 2 minuti di tempo per essere ascoltati e poi buttati fuori. Allora, tornando al progetto di ieri sera, sì, non è che non ci sia preoccupazione da parte del sindaco, della giunta, dei consiglieri di maggioranza e della cittadinanza. Ci deve esserci attenzione, però stiamo parlando di un intervento che non prevede opere che possano essere in qualche maniera riconvertite, perché ad esempio la stessa infissione dei pali non ha plinti, non ha cemento, non ha opere che devono essere rimosse nel tempo.
ci hanno fatto vedere anche il tragitto che dovrebbe esserci passando 2 volte Livenza per raggiungere la cabina primaria. Insomma, è stata fatta una prima presentazione che merita tutti gli approfondimenti del caso. Io ho sentito diversi commenti sotto questo aspetto, ma siamo nella fase iniziale. Ecco, adesso comincia. C'è stata anche una domanda da parte di una persona del pubblico, se non sbaglio, della consigliera metropolitana Onisto, che diceva ci sono anche le opere di compensazione, che certo che sono, ma nella nostra filosofia le abbiamo messe alla fine, non perché non siano importanti, ma perché se no, secondo questo principio, se dovessimo aver messo al primo punto le opere di compensazione, allora potremmo vendere il territorio, potremmo vendere anche il campanile per assurdo, no? Perché le opere di compensazione ci consentono di... No, le pretenderemo, non ci sono dubbi su questo. Però ecco, la filosofia che ci ha ispirato e nelle 2 varianti, che è quella del non consumo del suolo, ma anche negli interventi sotto il profilo urbanistico ed edilizio che l'amministrazione comunale che ci ha visto impegnati in questi 4 anni e mezzo e che abbiamo attuato, è stato quelli della, in qualche maniera, conservazione, dando evidentemente anche le giuste occasioni e opportunità di sviluppo da una parte, e dall'altra di cogliere anche quelle opportunità. In qualche caso siamo stati, come ho detto prima, c'è un precedente, in questo caso per il tipo di presentazione, il coinvolgimento dell'azienda agricola, la tipologia degli interventi, delle culture, la filosofia con la quale dopodiché le antenne vanno tenute alte e questo percorso va condiviso, e più forte la partecipazione, per cui un po' io ecco, l'assenza l'avevo notata, no? Di qualcuno, ma anche dei cittadini, perché più forte è il percorso partecipativo, con più forza poi si sostiene anche il progetto, perché credo che l'elemento che molto spesso ci mette e mette molto spesso la cittadinanza in difficoltà rispetto ad alcuni temi è quello della mancanza di conoscenza, proprio della mancanza di conoscenza. Qualche volta magari fermarci un attimo e capire che cosa sta succedendo. È evidente che se l'obiettivo è quello delle fonti rinnovabili, questa non ci sono dubbi, è la strada, tenuto conto del momento storico poi che stiamo vivendo, perché non sappiamo che cosa succederà per il futuro, ma le difficoltà che già stiamo vivendo in questo momento, ecco, io credo che noi la dobbiamo trasformare in un'opportunità, a tutti i costi, nella maniera più assoluta, con il giusto equilibrio. Il privato lo fa per nulla? Credo di no, il privato lo fa per una convenienza. Però ci deve essere il giusto equilibrio, ci deve essere un ritorno sotto il profilo della sostenibilità, sotto il profilo del beneficio pubblico che riguarda direttamente la nostra comunità, ma che riguarda indirettamente, voglio dire, il Veneto e la nazione Italia. Ecco. Per cui, tornando, e cerco, seppure sono stato lungo, ma è stata un'occasione per rappresentare quello che mi era stato chiesto e anche per una maggiore conoscenza da parte un po' di tutti, ecco, non eravamo pronti, non c'erano le condizioni, non è neanche detto che sia possibile, questo è il vero dubbio in questa fase, tant'è vero che questo tipo di discussione è oggetto di tutte le conferenze dei sindaci, quella della legge 16, ci sarà il 12 maggio convocata dalla città assieme alla conferenza dei sindaci del Brenta, insomma, su questo tema, quali sono le facoltà che hanno le amministrazioni locali, che molto spesso, anzi quasi sempre fino ad oggi, hanno dovuto subire questo tipo di procedure, perché in qualche caso addirittura l'autorizzazione arrivava dal Ministero con il pacchetto confezionato. Se non ci sono altre richieste, prego, capogruppo Miollo. Grazie Sindaco, davvero grazie. Chiaramente, solo per precisare, mi scuso, non vorrei andare fuori tema o portarvi fuori dal tema, ma siccome poi abbiamo appreso che non ci saranno molte altre occasioni di portare questo tema all'attenzione del Consiglio Comunale, perché se la procedura è una procedura che bypassa il Comune, è di tutta evidenza che poi non avremo tanto modo di parlarne, ma insomma, lungi da me dal fare polemica e anche da assumere una posizione ideologicamente contraria a questo tipo di interventi, perché sono interventi di cui tutti, senza ritornarci, comprendiamo anche le ricadute. Non è chiaro bene quali siano le ricadute per la collettività di Caorle, perché quelle generiche si comprendono, quelle su Caorle, perché se l'amministrazione ci dicesse guarda che noi stiamo lavorando perché
in bolletta ai nostri cittadini, poi gli arriva una bolletta a metà prezzo, la cosa potrebbe essere anche un po' più comprensibile. Quello che lascia un po' perplessi è che stiamo affrontando il tema di una di due realtà che sembrano essere presentate all'amministrazione, più o meno della stessa caratura, no? Quindi due realtà molto importanti, su due aree, perché l'ha detto lei, noi abbiamo un territorio che da un punto di vista fisico è piuttosto esteso, è piuttosto grande. Allora io capisco che va sempre contemperata l'esigenza del privato con l'esigenza pubblica, perché siamo assolutamente persuasi che questo vada fatto, no? Però per quello che ci sta raccontando lei oggi, Sindaco, qualsiasi proprietario terriero volesse ad oggi presentare una domanda per fare un impianto agrivoltaico troverebbe nell'amministrazione l'incapacità di poter adottare degli strumenti per dire no, tu qui non fai 100 ettari cioè di fotovoltaico, no? Allora io non vorrei che questo qui poi un domani ci portasse, come dire, ad avere un'occupazione di estensione totale nella remota ipotesi, perché sono anche molto costosi questi interventi come investimenti, che veramente l'amministrazione si trovi, come dire, senza nessuna arma per poter decidere le sorti del proprio territorio. Ed era un po' per questo che dicevo, forse lo strumento della variante agricola era uno strumento che poteva permettere all'amministrazione di orientare queste scelte o limitare questo tipo di scelte. Chiudo, perché il territorio, lo diceva lei, concordo, è vastissimo di Caorle e quindi forse orientare questo tipo di investimenti virtuosi ai margini diciamo delle aree sensibili, stiamo parlando uno in Brussa, l'altro di Fonte l'Isola dei Pescatori, che fino a ieri sembravano aree su cui non si poteva neanche andare a starnutirci sopra, per la salvaguardia che è il criterio primario su cui si appoggia tutto il metodo fatto da Mate, cioè la salvaguardia dei valori della bonifica agricoli, eccetera, 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 e poi ci accorgiamo però che complimenti, un bel esercizio, diciamo, di un bel virtuosismo limitato, però perché stiamo, ed è un bene, a limitare o allargare le maglie della classificazione dei manufatti rurali e dopo però apprendiamo che siamo completamente indifesi e inerti laddove ci dovesse essere un'occupazione generale del territorio agricolo per fare impianti di questo tipo. La cosa, non so, mi lascia la vedo un po' come un limite forte, insomma, quello che abbiamo come amministrazione. Se è così, mi parerebbe quasi cioè uno bypassa l'amministrazione perché si mette d'accordo con lo Stato o la Regione e cala sui territori quello che vuole. Cioè, insomma, difendiamo. Ecco, se è così, difendiamoci. Grazie. Ci sono repliche? Sì. Prego. Sì, solo un paio di considerazioni. Noi ho detto siamo nella fase iniziale, alla quarta fase, no? Della via. La quarta fase, ce ne sono 10. C'è anche la fase, non è vero che la cittadinanza, ci sarà la fase delle consultazioni. La fase delle consultazioni vuol dire, oltre a quella delle osservazioni, di un confronto che potrebbe tranquillamente essere anche pubblico. Ora, se ci fosse stata tutta questa attenzione, mi verrebbe da dire, ieri sera doveva essere questa sala gremita, ma così non lo è stato. E questa cosa, ho detto, mi spiace. Però, ecco, va anche detto che questo non vuol dire che se la potestà è in capo allo Stato, al Ministero e alle Regioni, non ci debba essere l'attenzione dell'amministrazione comunale, dell'ente locale. Quando ho detto prima c'è un certo scetticismo e le amministrazioni tutte, per cui non quella di Caorle, sia chiaro, tutte le amministrazioni, si sono trovate, qualcuno con dei progetti già realizzati, qualcuno con dei progetti che stanno presentando, c'è in qualche maniera anche un'equa distribuzione, perché se andiamo a vedere tra i vari comuni, Caorle ha 2 procedure, no? Che lei, quella di ieri sera ed un'altra per la quale
sono state chieste semplicemente in questo momento dell'integrazione. Ce n'era una terza che non credo abbiamo bocciato noi, ma per la quale, essendo fotovoltaico puro ed essendoci la riduzione della superficie coltivata in termini agricoli, con un parere anche negativo del Consorzio di bonifica, la collocazione era strategicamente, evidentemente per noi sbagliata e anche per il Consorzio di bonifica, sembra che si sia fermata, forse. Allora, se lo strumento è quello che ha richiamato lei, io le do un dato. Anche mettendo tutti i vincoli possibili, l'autorizzazione unica ministeriale fa variante urbanistica. Per cui, per assurdo, non sapendo neppure, perché se ne fossimo stati a conoscenza, e c'è quello di individuare delle aree no? Addirittura nella filosofia della norma e nel testo unico del famoso FER, si dice le amministrazioni locali devono in tutti i modi agevolare. Ora, io ho detto, non sto qua a richiamare gli interessi sovranazionali e nazionali e neppure, voglio dire, gli interessi del privato, perché a noi non interessano gli interessi del privato. Cioè, è l'ultimo dei nostri pensieri, è il privato che ha messo a disposizione. Figuriamoci se l'amministrazione comunale di Caule, ad esempio, avessero potuto interessare gli interessi di Gene Agricola, non perché non interessano e perché vogliamo fare i dispetti, ma perché evidentemente molto spesso non collimano con gli interessi pubblici. Allora, torno al ragionamento di prima. Ci sono delle norme ben precise che vanno rispettate. C'è un vuoto in termini di facoltà, di potestà delle amministrazioni locali che, ed è vero, sono in parte disorientate e dobbiamo naturalmente, come è stato detto, e qua torno al ragionamento della compensazione, perché io l'ho messo all'ultimo dei posti, perché ci sono delle tabelle chiare, si parla di un vantaggio economico, se non sbaglio, che va dal 3 al 5% di quello che dovrebbe essere, però questo per dire che cosa? E se fosse possibile, ma uno non può correre per il 3 o per il 5%, non può essere quello che ci ispira a dire l'impianto va bene o non va bene. E invece ci deve ispirare il fatto che l'impianto non sia di pregiudizio al territorio, che salvaguardi gli aspetti culturali, agricoli, archeologici del territorio. Di conseguenza ci sono dei vincoli, perché per realizzare questi impianti ci sono dei vincoli, li faremo rispettare tutti, ma se voglio dire, l'obiettivo che è quello non della compensazione, ma a cui la norma è ispirata, possa consentirci di dire anche, beh, insomma, è utile per la comunità, è evidente che lo appoggeremo. Abbiamo questa certezza? No, perché siamo nella fase iniziale, una fase iniziale di conoscenza. Ho detto, ci sono anche presentati bene, di conoscenza della procedura, aspettiamo l'altra. Ad esempio a Generali avevamo detto volete fare il fotovoltaico puro, beh fatelo in un altro contesto dell'azienda agricola, no? Ne avete ettari a disposizione? No, lo volevano a ridosso della cabina primaria, tutti sappiamo dov'è la cabina primaria, no? Delle Generali, per cui da qualsiasi parte, per quanto ci fossero state delle opere di mitigazione, sarebbe stata una spianata di pannelli così posati a terra e soprattutto che avrebbero recato pregiudizio anche a quello agricolo, cosa che non avviene in questo caso. Allora, ci sono tutte le condizioni per continuare la valutazione. L'amministrazione, la città, la comunità dovrà esercitare tutte le azioni. Quello che è successo a Torre di Mosto è stato quello dei comitati e di un ordine del giorno del Consiglio Comunale. Lo sappiamo, no, come è andata a finire. E quale sarà il risultato? Lo vedremo nel tempo e lo vedremo anche pensando a livello di enti locali, di far presente alla Regione se la procedura è regionale, tenuto presente che anche la Regione deve rispettare certe regole, e al legislatore nel dire, beh, le amministrazioni locali non possono essere trattate in questo modo. Ecco il grande dibattito che sta avvenendo in questo momento. Scusatemi, se non c'è altro possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo della proposta esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, che noi condividiamo le perplessità del capogruppo Miollo, per
cui esprimiamo un voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Voto di astensione, grazie. Prego, sindaco. Velocemente chiudo, solo per dire che nel caso della precedente variante di questa, uno vede il documento finale e giustamente, come è stato detto, andrà approfondito perché siamo nella fase dell'adozione, poi ci saranno le osservazioni e l'approvazione definitiva come previsto. Però, ecco, è stato veramente importante il lavoro fatto dagli uffici che ringrazio, da parte del consigliere delegato Tamassia, che non è presente, ho relazionato io, ma a dire il vero è stato lui, colui che ha seguito in maniera puntuale e precisa, relazionando naturalmente, per cui un impegno importante che magari il cittadino non coglie, no? Non coglie subito, perché è una delibera, è una semplice delibera con degli elaborati grafici, però vi assicuro che e in questo caso, anche nel caso precedente, sono stati anni, nel vero senso della parola, anni di lavoro, di valutazioni, di confronto e per i quali speriamo che il risultato prodotto sia di beneficio per la comunità sotto il profilo della conservazione, sotto il profilo di uno sviluppo che sia adeguato per un territorio come il nostro, ma anche che sia di opportunità per coloro che vogliono fare degli investimenti tenuto conto di quello che è il bene comune rappresentato da questi due strumenti. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo ulteriormente. Passiamo ora alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Approvazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 380-2001 per un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ed ampliamento ai sensi degli articoli 7 e 11 della Legge Regione Veneto 14/2019 di un edificio sito in via Meduna. Relaziona il sindaco. Grazie. Stavolta non ho sbagliato la sequenza. Allora, la ditta, grazie Presidente, Immobiliare Caule SRL ha presentato domanda di permesso di costruzione convenzionato per esecuzione di un intervento di ristrutturazione come previsto dall'articolo 3,1 lettera D del DPR 380 del 2001, con ampliamento, per cui demolizione e ricostruzione, e con ampliamento ai sensi del piano degli interventi vigenti e dell'articolo 7,1 e 2 della legge regionale 14/2019, il cosiddetto Veneto 2050, per l'immobile situato in via Meduna 6/8, catastralmente individuato, lasciamo stare un attimo la sua individuazione dal punto di vista catastale. Alla capacità edificatoria prevista dal PRG si aggiungono gli incentivi volumetrici dell'articolo 7, cioè di Veneto 2050, comportando una superficie utile complessiva di progetto pari a 228,24 metri quadrati, di cui realizzati 223,15. La superficie pari a 679,62 metri quadrati e il volume complessivo generato dall'intervento supera i 2.000 metri cubi, ovvero risulta pari a 2.718,48 con un'altezza massima di 13,30 metri. L'intervento è soggetto a riperimento, oltre che dei parcheggi privati, ai sensi della legge 122, anche delle aree standard d'uso parcheggio e verde pubblico. L'incentivo è altresì soggetto all'applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale la 19 del 27 aprile 2023 ed ad oggetto determinazione del valore convenzionale del credito edilizio del contributo straordinario. Richiamata la determinazione del dirigente delle politiche territoriali e sviluppo economico, nella quale è stato determinato il corrispettivo per la monetizzazione di tale dotazione territoriale per un importo di 43.699 in attuazione della delibera di Giunta Comunale 194 del 2021 e del contributo straordinario per l'ampliamento di euro 70.473 in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 19 del 2003 per un totale di 114.172,80, ritenuto che
per le finalità in premessa, di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato al presente atto che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche proposte, nonché la monetizzazione degli standard urbanistici e la corresponsione del contributo straordinario di cui all'articolo 16. Richiamati gli elaborati di progetto, questo Consiglio dovrebbe deliberare di prendere atto della domanda di permesso a costruire convenzionato per l'esecuzione di un intervento di ristrutturazione, così come previsto dall'articolo 3,1 lettera D del DPR 380/2001, cioè demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi del piano degli interventi vigenti e di Veneto 2050, con tutti i provvedimenti conseguenti, compreso il pagamento del contributo straordinario, e di approvare per le finalità indicate ai sensi dell'articolo 11,2 e 5 della legge regionale 14/2019, dell'articolo 28 bis del DPR 380 del 2001, l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni plani volumetriche, per cui insomma uno dei tanti Veneto 2050 che è approvato da questo Consiglio supera i 2000 metri cubi. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, o altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, gruppo favorevole. Gruppo favorevole. Sì, scusi, ne ero distratto. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Punto numero 6. Approvazione e modifica al regolamento per la disciplina delle attività rumorose. In relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si tratta di un'introduzione di un articolo sul regolamento per la disciplina delle attività rumorose per quanto riguarda gli autolavaggi. L'articolo 10 bis, che così recita al primo comma. Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito con i seguenti orari. Punto A. In inverno tutti i giorni dalle 8 alle 20. Punto B. In estate dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 21 nei giorni feriali. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 22 nei giorni festivi. Comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico. Comma 2. Qualora l'autolavaggio già presente all'interno del territorio comunale risulti collocato a meno di 50 metri da fabbricati ad uso residenziale ricettivo, per l'esercizio dell'attività deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la valutazione di impatto acustico a riprova del rispetto dei limiti di rumorosità ai sensi della normativa vigente. Comma 3. Gli autolavaggi di nuovo insediamento non connessi all'attività di distribuzione carburanti devono essere collocati al di fuori delle zone a destinazione residenziali, così come definite dal piano di interventi vigenti al momento dell'apertura, e ad una distanza di almeno 50 metri dagli edifici residenziali. Nell'esercizio della loro attività devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e gli orari di cui al comma 1 del presente articolo. Grazie. Richieste di chiarimento su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, chiedo scusa, non che io non sia solito andare a fare benzina a Caorle, ma quanti sono gli autolavaggi che rientrano nell'ambito dei 50 metri per cui devono fare questa valutazione? In questo momento, Chiedo scusa. In questo momento dovrebbero essere tutti. Sì. Grazie perché... Se non c'è altro passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 7. Approvazione del nuovo regolamento comunale per le emergenze abitative. In relazione all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che il diritto all'abitazione rappresenta un bisogno primario della persona e un elemento essenziale per garantire dignità, inclusione sociale e coesione della comunità,
Considerato che negli ultimi anni si è registrato un incremento delle situazioni di fragilità economica e sociale che espongono un numero crescente di nuclei familiari al rischio di perdita dell'alloggio o a condizioni abitative precarie. Rilevata la necessità di dotare l'ente di uno strumento normativo aggiornato, organico e trasparente, volto a disciplinare gli interventi a sostegno delle emergenze abitative, definendo criteri chiari di accesso, priorità e modalità di assegnazione delle risorse disponibili, con l'istituzione di una commissione tecnica che valuterà le situazioni di vulnerabilità sociali e contestualmente all'assegnazione dell'alloggio verrà concordato l'adesione ad un progetto sociale monitorato dai servizi sociali, al fine di garantire equità, tempestività ed efficacia negli interventi, nonché un maggiore uniformità nell'azione amministrativa. Dato atto che il suddetto regolamento si inserisce nel quadro delle politiche sociali dell'ente in coerenza con la normativa regionale vigente, si chiede di deliberare l'approvazione dell'allegato regolamento comunale per le emergenze abitative, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di dare atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento, si intende soppresso integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 29 luglio 2019, di dare atto che tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione saranno posti in essere dal settore servizi alla persona e dal settore tecnico. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità. Punto 8. Approvazione della Convenzione intercomunale per la gestione dell'Ecomuseo Acque della Venezia Orientale per il quinquennio 2026-2030. In relazione all'assessore Antelmo. Sì, grazie Presidente. Ho cercato di fare una sintesi di tutta la delibera e cercherò di essere più veloce. L'Ecomuseo per definizione è un museo senza mura diffuso sul territorio che promuove, studia, conserva e valorizza la memoria e la vita della collettività e del territorio che lo ospita, favorendone lo sviluppo sostenibile. La Conferenza dei Sindaci Legge 16 nel 2021 ha promosso un progetto legato alla mobilità sostenibile con comune capofila San Donà di Piave che prevedeva una serie di attività, tra le quali la presentazione della Regione Veneto del progetto di Ecomuseo. E su queste basi che a giugno del 2021 venne formulata una convenzione sottoscritta dai 22 comuni, facenti parte della conferenza, della durata di 5 anni, ma rinnovabile con altra delibera da consigliare per ulteriori 5 anni. San Donà nel 21, già capofila, presentò domanda alla Regione Veneto di riconoscimento della costituzione dell'Ecomuseo Acque alla qualifica di Ecomuseo del Veneto. A dicembre del 2021 è stata riconosciuta dalla Regione la qualifica di Ecomuseo del Veneto di Acque, Ecomuseo per l'area del Veneto orientale. Va ricordato che nella stessa delibera regionale furono riconosciuti, oltre a Acque, altri 3 ecomusei, quello di Arcole, Verona, quello di Valle del Bois, di Canale d'Agordo e quello della pianura veronese, Acque Plane. Il soggetto coordinatore dell'Ecomuseo Acque è stato svolto fino a giugno 2023 dal Comune di San Donà di Piave e successivamente, ma solo fino a dicembre 2024, dal distretto turistico Venezia Orientale. La quota annuale è stata calcolata in base al numero degli abitanti, per cui a Cavle spetta la quota di 980,50. Il costo totale ammonta a 20.577,74. Nel luglio del 2025 la Conferenza dei Sindaci di Legge 16 ha ritenuto opportuno chiedere al Vegal una collaborazione per l'Ecomuseo Acque, il cui piano di gestione è stato approvato nella seduta del 4 febbraio 2026. Lo stesso giorno la Conferenza ha trasmesso la bozza di convenzione ai Comuni al fine di ricevere le osservazioni prima dell'approvazione dei vari Consigli Comunali. Il 17 marzo 2026 la Conferenza dei Sindaci Legge 16 ha individuato nel Vegal il soggetto coordinatore dell'Ecomuseo per il quinquennio 2026-2030. Tanto ciò premesso, si chiede di deliberare e di approvare lo schema di convenzione
intercomunale per la gestione dell'Ecomuseo Acque della Venezia Orientale per il quinquennio 26-30, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di favorire l'istituzione di eventuali tavoli comunali di tavolo di lavoro per l'Ecomuseo, l'individuazione e il funzionamento dei punti informativi dell'Ecomuseo e partecipare all'attività dell'Ecomuseo, favorendo il coinvolgimento delle realtà associative e culturali del territorio comunale. Di versare per ciascuna annualità 26 e 30 al soggetto coordinatore dell'Ecomuseo le quote di cui l'articolo 8 della Convenzione allegata e di agevolare la raccolta di quote derivanti dalla partecipazione dell'utenza ai singoli eventi e iniziative nel proprio territorio comunale a favore dei rispettivi organizzatori di eventi inseriti nel programma di attività dell'Ecomuseo. 4. Di stabilire che l'importo di cui è premessa di 980,50 troverà copertura al capitolo 207.8001, trasferimento per Ecomuseo Acque, del bilancio comunale e successivi, fino a scadenza della Convenzione stessa. 5. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, nella quale interverrà in nome per conto dell'interesse esclusivo del Comune di Caorle, con facoltà di precisare dati formali anche a rettifica e variazione di quanto in premessa esposto. 6. Di dare atto che tutti gli atti necessari che tutti gli atti necessari a dare attuazione, non riesco a leggere, devo togliere questi, alla presente deliberazione saranno posti in essere dal dirigente del settore dei servizi alla persona. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento, prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente, no, solo per condividere una considerazione, insomma, che accogliamo con favore questo genere di iniziative, perché l'Ecomuseo di per sé forse ai più non suona come una vera opportunità strategica di sviluppo culturale del territorio, ma per noi che viviamo la nostra identità intimamente collegati al tema dell'acqua, soprattutto intimamente legati al tema dell'acqua, pensare ad un ecomuseo che effettivamente è proprio esattamente, lo definisce per com'è, cioè il territorio che si mostra come museo, sono progetti sui quali noi capiamo che adesso questo investimento è un investimento abbastanza limitato, però sono progettualità sulle quali noi crediamo molto, bene fatte quindi a sottoscrivere questa convenzione che peraltro, devo dire, trovo anche sotto certi aspetti coerente con alcuni aspetti della delibera della variante a settore agricolo che abbiamo visto prima, laddove si va a valorizzare alcuni manufatti, soprattutto legati al mondo della bonifica, quindi chiaviche, quindi manufatti che sono oggi sparsi sul territorio e che possono diventare dei punti di interesse paesaggistico, di interesse turistico veramente strategici. Quindi condividiamo appieno questo. Grazie. Grazie mille. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesano. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli. Immediata eseguibilità. Scusatemi, approvata all'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Approvata all'unanimità. Punto 9 dell'ordine del giorno. Individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Relaziona l'assessore Montisano. Buonasera a tutti, grazie Presidente. L'articolo 96 del decreto legislativo numero 267 del 2000 prevede che entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario il Consiglio Comunale individui i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. La norma ha come obiettivo il conseguimento di risparmi di spesa e il recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi.
La sua applicazione comporta una valutazione discrezionale circa la necessità o meno degli organismi collegiali comunali esistenti per la realizzazione dei fini istituzionali, con esclusione di quelli previsti dalla legge. Gli organismi collegiali individuati sono la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consigliari permanenti, prima commissione pesca attività produttive, seconda commissione lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica, terza commissione turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali, commissione del mercato ittico comunale. Si chiede di deliberare il mantenimento degli organismi citati, poiché sono ritenuti indispensabili, e di dare atto che tutti gli organismi collegiali previsti ed individuati da specifiche disposizioni di legge sono da considerarsi di per sé obbligatori. Grazie. Richieste di chiarimento su questo punto? Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. Parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 10 all'ordine del giorno. Approvazione del rendiconto 2025. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie. Premetto subito che dopo chiederò di votare un emendamento a questa delibera, poiché ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del regolamento del Consiglio Comunale si propone la sostituzione delle pagine 27 e 28 della relazione sulla gestione allegata al rendiconto per la correzione di un mero errore materiale. Passando al rendiconto, il rendiconto della gestione è l'atto con cui la Giunta Comunale rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio Comunale, cui compete l'approvazione definitiva del documento. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. I documenti che lo compongono sono il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione del rendiconto, e sono stati approvati dalla Giunta Comunale il 2 aprile con deliberazione numero 75. La relazione del dottor Marco Carraro, revisore dei conti, certifica il bilancio consuntivo e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Il revisore ha espresso giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025. Il provvedimento in approvazione dimostra il buon andamento dei conti dell'ente e ne certifica la gestione virtuosa, che ha consentito anche quest'anno di avere un risultato di amministrazione positivo per euro 13.099.076,83. Il risultato di amministrazione risulta suddiviso: euro 5.884.073,28 quale parte accantonata, di cui il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota più consistente, pari ad euro 4.717.623,21. Tra gli altri accantonamenti troviamo il fondo rinnovo contrattuali per i dipendenti di euro 380.000 e il fondo contenzioso pari ad euro 228.000. Euro 2.982.821,66 è la parte vincolata, di cui euro 2.410.564,63 per vincoli derivanti dalla legge dei principi contabili, euro 304.008,97 per vincoli derivanti da trasferimenti ed euro 268.247,73 per altri vincoli. Euro 152.232,07 è la parte destinata agli investimenti ed infine euro 4.079.949,82 corrisponde alla parte disponibile. Il fondo cassa al 31 dicembre è pari ad euro 14.890.170,86. A questo risultato si giunge considerando il fondo cassa al 1 gennaio maggiorato delle riscossioni e al netto dei pagamenti. La disponibilità di cassa, oltre a misure organizzative messe in atto dall'amministrazione nel corso dell'anno, ha consentito di confermare ulteriormente il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, con un indice di tempestività di 19 giorni inferiore al limite di 30 giorni previsti dalla legge. In pratica, il Comune di Caorle paga le fatture con un tempo medio di 11 giorni. L'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, conseguendo un risultato di competenza non negativo, pari ad euro 7.774.275,15, un equilibrio di bilancio di euro 3.684.702,31 ed un equilibrio complessivo pari ad euro 3.750.740,18.
Il pieno rispetto da parte del nostro Comune di tutti i parametri relativi agli equilibri finanziari attesta una sana gestione finanziaria del nostro ente. Passiamo ad analizzare le entrate del nostro bilancio consuntivo, che evidenziano un andamento complessivo positivo, in linea con il bilancio di previsione, con un importante risultato oltre le previsioni per quanto riguarda la parte tributaria. Il totale delle entrate ammonta ad euro 50.766.010,20, di cui euro 27.761.736,79 sono relativi alle entrate extratributarie, euro 1.661.937,15 riguardano i trasferimenti correnti, euro 7.107.185,87 le entrate extratributarie ed euro 4.382.755,76 le entrate in conto capitale. Nel corso del 2025 è stato contratto un mutuo di euro 395.000 con l'Istituto di Credito Sportivo e Culturale per interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport Vincentini. Inoltre, con atto notarile sottoscritto il 25 novembre 2025, il Comune di Carola ha ceduto a titolo di permuta con conguaglio in denaro numero 28.800 azioni della società ASVO SPA a Veritas SPA. L'andamento delle entrate di parte corrente, in aumento rispetto al 2024 per circa euro 2.900.000, evidenzia ormai il consolidato aumento costante della capacità di accertamento e riscossione, grazie anche alla lotta all'evasione tributaria, ma in particolare dall'aumento degli accertamenti relativi all'imposta di soggiorno per euro 2.294.081,35 e per euro 438.545,78 dall'aumento degli accertamenti relativi alla Tari e alle relative componenti perequative. Le entrate in conto capitale registrano un incremento di circa 1.800.000 euro rispetto al 2024, dovuto sostanzialmente ad un incremento dei contributi agli investimenti. Analizzando la spesa, il totale degli impegni 2025 ammonta ad euro 48.562.436,44. La spesa della gestione corrente di competenza è di euro 30.675.199,23. La spesa in conto capitale euro 8.463.966,48. La spesa per incremento di attività finanziarie è pari a 1.006.055, mentre quella per il rimborso di prestiti aumenta ad euro 1.179.496. La spesa corrente registra un incremento di circa euro 800.000 rispetto al 2024, dovuto sostanzialmente all'incremento della spesa per acquisto di beni e servizi e alla spesa per il personale. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale impegnata nel 2025, si rileva un aumento di circa euro 1.120.000 rispetto al 2024. Tra i principali investimenti nel 2025, per la quota effettivamente realizzata, tra gli altri ci sono stati il lungomare Trieste per euro 1.388.388,25, ultimati nel 2025 ed in corso nel 2026 per euro 747.609,43. Alloggi di edilizia residenziale pubblica per euro 273.634,90, ultimati nel 2025 ed in corso nel 2026 per euro 217.870,32. Mensa Scuola Vivaldi per euro 388.287,40, ultimati nel 2025 ed in corso nel 2026 per euro 123.810,32. Lavori Stadio Chigiato ultimati nel 2025 per euro 1.202.954,01. Lavori al Parco del Pescatore per euro 217.134,38. Pavimentazione del centro storico per euro 125.916,63. L'amministrazione ha adottato anche nel 2025 misure al fine di assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio nella spesa corrente con attività costante di analisi e monitoraggio delle spese di esercizio e con una costante verifica dei costi di gestione dei servizi rapportati alle prestazioni rese e alle tariffe applicate. Questo ha consentito di far fronte a tutti i bisogni della collettività, senza però pregiudicare in qualche modo la qualità dei servizi e delle prestazioni fornite alla collettività, e si è riusciti a far fronte alle spese correnti con entrate correnti, senza far ricorso a risorse provenienti da oneri di urbanizzazione. Grazie. Interventi o richieste di chiarimento su questo punto?
Possiamo passare quindi alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli. Scusate. Votare l'emendamento. C'è l'emendamento anche, sì. No, dobbiamo votare prima l'emendamento e poi la delibera come emendata. Per cui votazione sull'emendamento proposto. Voti favorevoli? Bene, l'emendamento è stato approvato, invece adesso passiamo alla votazione della delibera come emendata e le dichiarazioni di voto sono già state effettuate, per cui passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto numero 11. Ratifica variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale numero 86 del 9 aprile 2026 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-28 e contestuale variazione al PEG 2026-28 in relazione all'assessore Montisano. Grazie. Si procede alla ratifica della delibera di giunta numero 86 del 9 aprile 2026, contenente una variazione d'urgenza al bilancio di previsione. Le richieste urgenti resisi necessarie hanno riguardato il settore tecnico e il settore finanze. Per il settore tecnico si è proceduto a recepire sia in entrata che in spesa euro 54.236,61 relativi al progetto Summa all'interno del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, di cui il Comune di Caorle è capofila. Di questa somma, euro 30.000 sono relativi ad un incremento del contributo per il progetto, mentre i rimanenti euro 24.236,61 sono una riallocazione delle quote applicate ai bilanci di esercizi precedenti e non spese. Per il settore finanze e affari generali, la delibera in ratifica ha recepito tra le entrate il contributo PNRR per lo sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro, pari ad euro 76.908,80. Tale somma è stata destinata all'acquisto di software per la gestione del personale. Grazie. Se ci sono richieste di chiarimento all'assessore Montisano, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? All'unanimità, approvata. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Punto 12. Variazione al documento unico di programmazione 2026-2028, sezione piano triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Dato atto che l'avanzo di amministrazione definitivamente accertato al 31 dicembre 2025 risulta pari ad euro 13.099.076,83 e che fino ad oggi, esclusa la presente delibera, risulta applicato al bilancio di previsione avanzo vincolato per euro 1.681.469, con questa delibera si procede a stanziare le somme richieste dai vari settori in base all'andamento di gestione dell'ente e alle indicazioni dell'amministrazione. Per il settore polizia locale vengono stanziati euro 24.500 di spesa in conto capitale per l'acquisto di un nuovo automezzo elettrico cofinanziato con un bando regionale. Per il settore servizi alla persona vengono stanziati per la spesa in conto capitale euro 15.000, necessari all'acquisto di tavoli e frigo per la scuola Morvillo Falcone e degli arredi per la nuova mensa di San Giorgio. Mentre per la spesa corrente si destinano euro 36.000 per l'organizzazione di campionati sportivi, euro 134.000 quale contributo per la realizzazione dei centri estivi comunali. Vi sarà una nuova organizzazione del centro estivo di Caorle attraverso la coprogettazione e si procederà ad un aumento della progettualità per San Giorgio e Brussa.
Euro 5.000 ad incremento dello stanziamento dei trasferimenti a Caritas per le famiglie bisognose. Euro 7.000 quale contributo alle scuole del territorio per attività integrative. Euro 15.000 ad incremento delle spese per il servizio di refezione scolastica a seguito dell'aumento dei costi delle derrate alimentari. Euro 130.000 per spese per il Giro d'Italia. Euro 13.500 per la realizzazione di un evento assieme al Fotocine Club per la promozione del territorio mediante la realizzazione di un libro fotografico Vivere Caorle. Euro 50.000 per la convenzione con la piscina comunale a seguito della presentazione e dello studio della proposta di piano economico-finanziario. Si rileva anche l'inserimento a bilancio di euro 56.000 relativi al contributo regionale per Caorle Christmas Time 2025. Veniamo al settore tecnico, per il quale relativamente alle spese in conto capitale sono stati stanziati euro 840.000 per la manutenzione straordinaria delle strade, euro 220.000 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche di Via del Leone e Via Isarco, euro 115.000 per lavori di adeguamento dello stadio Riccardo Romiati di San Giorgio, euro 1.300.000 per la realizzazione della pista ciclabile di Viale Panama, euro 150.000 per la manutenzione straordinaria della centrale termica dello stadio Chigiato, euro 50.000 per il completamento del parcheggio presso l'area dell'ex pronto soccorso, euro 80.000 per l'acquisto di 2 autocarri per gli operai, euro 36.600 per la manutenzione straordinaria della Caorlina, euro 10.000 per la manutenzione straordinaria di mezzi nautici dell'Oasi Marina, euro 70.000 per la manutenzione straordinaria dei presidi antincendio, euro 180.000 per le opere di completamento della mensa di San Giorgio di Livenza, euro 70.000 per le spese di manutenzione straordinaria del patrimonio, euro 10.000 per spese per arredo urbano e verde pubblico. In merito alla spesa corrente si destinano euro 70.000 per la manutenzione ordinaria delle strade. Vengono inoltre adeguate ai maggiori valori rilevati le entrate per rimborsi ed introiti e le entrate per maggiori rimborsi di utenze da parte di utilizzatori di locali di proprietà dell'ente, rispettivamente per euro 7.000 ed euro 6.000. Per il settore finanze si procede a destinare euro 20.000 per adeguamento dell'aggio al concessionario della riscossione dell'imposta sulla pubblicità a quanto registrato nel 2025, euro 30.000 per la restituzione di tributi non dovuti, euro 48.621,21 per aumentare l'accantonamento al fondo di riserva a seguito di precedenti prelievi, euro 5.000 per la spesa per il nucleo di valutazione, euro 6.000 per le spese per la formazione del personale, euro 492.305,32 per arretrati ed adeguamenti degli stipendi al nuovo contratto dei dipendenti e dei dirigenti. Gli adeguamenti sono stati stanziati anche per il 2027 e il 2028 per euro 182.643,30 per ciascun esercizio. Per tutte e tre le annualità del bilancio di previsione si è proceduto ad incrementare l'entrata di IMU da accertamenti per euro 150.000. Questa variazione, oltre alla compensazione tra capitoli di spesa, è stato applicato l'avanzo libero per euro 3.101.100, avanzo destinato agli investimenti per euro 150.000, avanzo vincolato per euro 96.786,99 ed avanzo accantonato per euro 364.926,53. Con la presente delibera si procede anche all'aggiornamento del piano delle opere pubbliche triennali, apportando le seguenti modifiche. Inserimento nel 2026 della riqualificazione parcheggio e realizzazione loculi presso il cimitero di San Gaetano per euro 290.000. Spostamento dal 2027 al 2026 della realizzazione della pista ciclabile di Viale Panama per euro 1.300.000. Inserimento nel 2027 della riqualificazione parcheggio multipiano di Via dei Tropici Stralcio 1 per euro 1.250.000. Inserimento nel 2028 della riqualificazione del percorso pedonale antistante Piazzetta Marchesan per euro 480.000. Spostamento dal 2025 al 2028 degli interventi di riqualificazione di Via Gritti per euro 1 milione. Grazie. Se ci sono richieste o richieste di chiarimento all'assessore Montisano, altrimenti possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione.
Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Benissimo. Possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo punto è stato approvato. Passiamo ora al 13° e ultimo punto, che è relativo alla mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Forza Caorle, avente ad oggetto istituzione di un'isola ecologica dedicata al conferimento delle reti da pesca e dei rifiuti del comparto ittico. Chiedo al capogruppo Miollo se vuole dare lettura della mozione. Grazie Presidente, volentieri. Sì. Allora, premesso che l'attività della pesca rappresenta uno dei settori economici strategici per il Comune di Caorle e più in generale per l'intero territorio del Veneto orientale, sia sotto il profilo economico che sociale e culturale, il comparto ittico locale costituisce un elemento identitario della comunità caorlotta e contribuisce in maniera significativa all'economia turistica e produttiva del territorio. Considerato che diversi operatori del settore della pesca hanno più volte evidenziato la necessità di disporre di spazi adeguati per il conferimento delle reti da pesca obsolete e dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività in mare, cosiddetto fishing off litter. L'assenza di una struttura dedicata può comportare difficoltà gestionali, rischi ambientali e maggiori costi operativi per gli operatori. Rilevato che in altri contesti nazionali, tra cui il Comune di Cesenatico, sono state realizzate con esito positivo isole ecologiche dedicate al settore della pesca, favorendo una gestione più sostenibile dei rifiuti e una maggior tutela dell'ambiente marino, ritenuto che l'istituzione di un'isola ecologica dedicata rappresenterebbe un intervento concreto a supporto del comparto ittico locale, oltre che un'azione coerente con le politiche ambientali e di economia circolare promosse a livello europeo, nazionale e regionale, a cui anche questa amministrazione si adegua. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Caorle impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad avviare un confronto con le principali associazioni di categoria del settore della pesca operanti sul territorio comunale al fine di raccogliere esigenze, proposte e indicazioni operative, a valutare l'individuazione di un'idonea area nel territorio comunale per la realizzazione di un'isola ecologica dedicata al conferimento delle reti da pesca dismesse e dei rifiuti raccolti in mare. A verificare la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali o europei, anche nell'ambito dei programmi legati alla sostenibilità ambientale e all'economia del mare, per la realizzazione dell'intervento. A coinvolgere gli enti e i soggetti competenti, ad esempio gestori del servizio rifiuti, autorità portuali, consorzi di filiera, per definire modalità gestionali efficaci e sostenibili. Grazie. Grazie a lei. Relaziona il Sindaco. Sì, grazie Presidente. Solo un paio di considerazioni. L'amministrazione condivide in tutta la premessa, ma anche insomma, rispetto ai punti che lei ha toccato, il suo intervento, la sua mozione. C'è una precisazione da fare, nel senso che ci impegneremo su una cosa, almeno in una parte per cui c'è la proposta di una modifica delle mozioni, in una parte in cui di fatto è già stata fatta, e mi spiego meglio. No? Rispetto al punto 1, no? Il Consiglio Comunale dovrebbe deliberare di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad avviare un confronto con le principali associazioni di categoria. Ecco, noi in effetti l'abbiamo fatto con i pescatori, però con le associazioni, per cui credo che questo possa essere del settore della pesca operanti nel territorio comunale al fine di raccogliere le esigenze proposte e indicazioni operative. Il punto 2, invece il punto 3, sono valutazioni che l'amministrazione ha già fatto nel tempo, perché proprio, come dicevo, non sono stati sentite le associazioni di categoria, ma sicuramente i pescatori, le cooperative, per cui quando si dice valutare l'individuazione di un'area idonea nel territorio comunale per la realizzazione di un'isola ecologica dedicata al conferimento delle reti da pesca dismesse dei rifiuti raccolti in mare e a verificare la possibilità di accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei anche nell'ambito di programmi legati alla sostenibilità ambientale e all'economia del mare per la realizzazione dell'intervento, qua abbiamo un percorso già tracciato per entrambi, perché i punti individuati, e dopo si tratta della progettazione del punto successivo e anche del recepimento delle risorse, dovrebbe esserci un bando, perché
adesso ci arrivo, di prossima pubblicazione. Allora, le individuazioni sono anche già state fatte, lo posso dire qua, stiamo valutando quella più idonea, che è l'area o dell'ex macello o quella del bacino di Alagio Evaro. Là c'è un problema di navigabilità, cioè di entrare, no? Per cui stiamo cercando di vedere, di sistemarlo adesso con l'attività di scavo del canale dell'orologio. La terza, anche se quella meno appetibile, dovremmo capire anche di differenziare, perché ci sono dei rifiuti ingombranti di importante volume, dimensione, e di rifiuti invece quelli cosiddetti della giornata. E ce n'è una terza tipologia, che è quella invece della dismissione proprio delle reti, che non sono più rifiuti, perché le reti sono il risultato, l'avanzo o comunque quanto i pescatori rendono inutilizzabile e che molto spesso viene abbandonato là, in passato rigettato addirittura in qualche caso in mare, no? E verificare per cui le aree sono già state individuate. E la possibilità di accedere a finanziamenti invece, anche questo è già stato fatto, perché ci sono dei contatti continui tra l'amministrazione e il FLAG veneziano per alcune questioni, ma anche con la Regione Veneto, in particolare nella persona del dottor Cherubini, che è poi responsabile del settore della pesca. Ci sarà, già stati preavvisati, la valutazione della richiesta, un bando di prossima pubblicazione anche importante, sul quale naturalmente c'è stata una precedente consultazione, delle riflessioni fatte, ed è un bando che finanzia tra l'altro al 100%, che dovrebbe prevedere la riqualificazione di tutto il Rio Interno. Noi stiamo affrontando in questo momento l'attività di escavo del canale dell'orologio, prossimamente ci sarà l'escavo del Rio Interno, in questo caso utilizzando lo stesso operatore che l'autorità, l'ispettorato di porto aveva individuato, Veneto Infrastrutture, e dicendo almeno per la competenza dell'escavo i soldi li mette l'amministrazione facendo un accordo, ma per lo smaltimento, visto che i fanghi sono riutilizzabili, per il rialzo del canale del Comessera, no? Legato al PGRA, tutte quelle questioni. Per cui per questi passaggi insomma siamo avanti rispetto a valutare e a impegnare il Sindaco, mentre credo che il punto 2, altrettanto come il punto 1, possa essere sostenuto ed approvato, cioè coinvolgere gli enti e i soggetti competenti, anche se anche qua mezzo passaggio era stato fatto, perché con Veritas, in particolare con il dottor Azzini, c'erano stati dei contatti per capire alcuni tipi di soluzione. Per cui io direi, se siamo d'accordo, tenuto conto che condividiamo, come dicevo, la premessa e anche la filosofia insomma, della mozione, di approvare il primo punto e il quarto, tenuto conto che gli altri due, per le motivazioni che ho esposto, sono già stati anche affrontati. Prego, Capogruppo Miollo. Grazie Sindaco davvero perché ci ha dato una risposta esaustiva alla mozione, quindi abbiamo colto che per certi versi è tardiva, ma fa piacere comunque perché ha dato modo all'Aula di apprendere qual è lo stato dell'arte su cui si sta muovendo l'amministrazione, per cui siamo favorevolissimi al fatto che comunque venga alla proposta del Sindaco, ben consapevoli che non stiamo parlando solo di un argomento, di un tema che ha a che vedere con la pesca, stiamo parlando di un tema che ha a che fare con qualcosa di più profondo, che sono le nostre radici, la nostra identità, e quindi anche l'immagine che vogliamo dare rispetto a tutto questo, perché sappiamo benissimo che insomma, l'attività della pesca, non devo spiegarlo a molti di voi che in aula provengono proprio intimamente da quelle realtà, ma è per noi un fatto anche di misurazione della civiltà, del livello di civiltà che ci vogliamo pregiare di vantare per questa meravigliosa città. Quindi grazie. Passiamo quindi alla votazione della mozione, così come con le modifiche richieste dal Sindaco, quindi limitatamente al punto primo, quello relativo ad avviare un confronto con le principali associazioni di categoria del settore della pesca, e all'ultimo punto, quello relativo a coinvolgere gli enti e soggetti competenti per definire modalità gestionali efficaci e sostenibili. Se non ci sono altre richieste di chiarimento, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente.
Il gruppo in maggioranza si esprime in accordo appunto con la mozione proposta ad esclusione del punto 2 e 3 in quanto sono già state trattate. Poi a riguardo invece del punto 1 e 4 si dichiara che sono attività già parzialmente sviluppate e trattate di cui il Sindaco e la Giunta si impegneranno ad approfondire e valutare. Quindi esprimiamo questo è il nostro parere. Ecco, grazie. Prego, Capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto favorevole. Prego, Capogruppo Miollo. Voto favorevole. Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Chiudiamo ora il Consiglio Comunale, ma vi invito tutti all'inaugurazione delle due opere dello scultore catalano che si terrà qui davanti sul lungomare Petronia. Grazie.